Siamo a Nazareth, giorno di sabato. Gesù, pio ebreo, va in sinagoga e lì proclama un passo scelto, prestabilito, non si sa bene. Un passo del capitolo 61 del profeta Isaia, che parla del Messia e del suo programma d'azione. Lo avete sentito. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore, il Giubileo, appunto. Avrete sicuramente notato che nel programma d'azione del Messia non sono contemplati atti di culto, atti religiosi, atti rivolti a Dio, ma soltanto atti rivolti ai fratelli e alle sorelle, al bene dei fratelli e delle sorelle, soprattutto dei fratelli e delle sorelle marginali, invisibili, scartati, che non contano niente agli occhi del mondo. Gesù legge questo passo, poi fa alcune considerazioni e queste considerazioni suscitano l'ira dei capi religiosi che decidono di farlo fuori. Perché questo? Per tante ragioni. Intanto lui dice: il Messia annunciato da Isaia sono io, venuto ad inaugurare un regno in cui l'accumulo cede il posto alla condivisione, in cui la vendetta cede il posto al perdono, in cui il dominio cede il posto al servizio, in cui lo sguardo giudicante cede il posto allo sguardo benevolente. Se entrerai a far parte di questo regno, se diventerai membro attivo di questo regno, sarai beato. Non solo dopo, ma già qua sulla terra. Sarai beato perché la gioia più grande è quella che defluisce da te e che riattingi moltiplicata dal volto degli altri. Sarai beato perché agisci come agisce Dio, che ama per primo, ama in perdita, ama senza ritorno e senza calcolo. Sarai beato perché vivere è dare. Non si può essere felici da soli. Sarai beato perché, come dice Gesù negli Atti degli Apostoli, le uniche parole di Gesù riportate dagli Atti degli Apostoli, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Quante volte ho sentito pronunciare questa espressione: più quello che ho ricevuto che quello che ho dato. Quindi sono parole di Gesù, certamente, ma è anche esperienza di tutti noi. Il Messia annunciato da Isaia sono io. Ma come? Tu il Messia? Ma tu sei il figlio di Giuseppe, ti conosciamo bene, sappiamo bene chi sei. Ecco il primo motivo della rabbia dei capi religiosi e della loro decisione di far fuori Gesù.
sappiamo bene chi sei. Attenzione, perché anche noi che frequentiamo abitualmente le assemblee liturgiche rischiamo di incappare nella stessa deriva, che è quella di presumere di conoscere Gesù, di sapere tutto a riguardo di Lui. Ma la conoscenza di Gesù, che avviene per via di intelletto e per via di amore, è una conoscenza inesauribile. È una conoscenza che cresce man mano che frequentiamo i luoghi dell'incontro con Lui. Quegli stessi luoghi che frequenteremo in questi giorni. La Sua parola, i sacramenti, in modo particolare l'Eucarestia, la comunità dei fedeli, gli ultimi. Ecco, cari fratelli e sorelle. Poi ci sono altri motivi per cui i capi religiosi decidono di far fuori Gesù. Egli cita un passo di Isaia, che non si conclude però così. Proclamare l'anno di grazia del Signore, ma dice e proclamare il giorno di vendetta del Signore. Ma queste parole Gesù non le cita, perché Lui, che è il Verbo di Dio, non è venuto a portare parole di vendetta, ma solo di grazia e di perdono. Un altro motivo della rabbia dei capi religiosi sono i miracoli che loro pretendono lì a Nazaret, appunto li pretendono, li esigono. Gesù è di Nazaret, che i miracoli li faccia innanzitutto lì e non a Cafarnao o in altri luoghi. I miracoli pretesi. Leggo un brevissimo pensiero di Casati che dice così: la Chiesa che preferisce i miracoli o le visioni alla parola di Dio, che non dà spazio alla parola a volte scomoda dei profeti, diventa prima o poi una Chiesa vuota di Gesù, come quella sinagoga di Nazaret. E poi c'è un altro motivo ancora. Gesù cita 2 episodi dell'Antico Testamento che erano volutamente passati un po' nel dimenticatoio, e cioè l'intervento di Dio a favore di 2 pagani, per dire che l'amore di Dio non ha confini, i paletti li mettiamo noi, non Dio. Guai a noi allora, se come i farisei ci separiamo dagli altri e separiamo gli altri da Dio. Chiediamo a Maria Santissima, che non è l'irraggiungibile che noi cantiamo, perché se è irraggiungibile allora non ha niente da dire alla nostra vita. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti ad essere, come lei è stata, discepola del Signore Gesù. E allora
se ascolteremo la parola di Gesù e la metteremo in pratica anche nella nostra vita, come nella vita di Maria. Si compieranno cose grandi e saremo beati, non solo nel tempo, ma in quel tempo senza tempo che noi chiamiamo eternità. Amen. Gesù sta andando a Gerusalemme per affrontare il suo destino di passione, morte e risurrezione. Molta gente lo segue. Perché lo segue? Perché pensa che vada a Gerusalemme a prendere il potere, perché questa era l'idea di Messia che avevano in testa. E quindi vogliono partecipare alla spartizione del bottino di potere, di denaro, di privilegi. Gesù si rende conto dell'equivoco che è in corso e allora indica 3 condizioni, solo praticando le quali si può essere suoi discepoli. E attraverso i 2 racconti che abbiamo ascoltato dice: se non te la senti, lascia perdere. Quali sono queste 3 condizioni che poi sono scelte di libertà, sono scelte per la libertà? Si può seguire Gesù solo se si è liberi. Prima condizione: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Cioè, se i legami di sangue, se i legami di affetto, se addirittura la propria esistenza fisica diventano un ostacolo alla sequela di Gesù, occorre tagliare. Però cerchiamo di capire un po' meglio queste espressioni di Gesù che rischiano di essere male interpretate. Cosa vuol dire Gesù con queste sue parole? Pretende un amore per sé, per lui, esclusivo ed escludente? Ma certo che no, ma certo che no. Vuole dire semplicemente questo: solo se metterai lui al centro, solo se vivrai in comunione con lui innanzitutto attraverso l'ascolto della sua parola, avrai luce e forza per voler bene agli altri, a cominciare dalle persone che ti sono care, a voler bene, ad amare, cioè appunto a volere il vero bene degli altri. Senza la sua luce, senza la sua forza, non siamo in grado di scoprire e di realizzare il vero bene dell'altro, a cominciare appunto dalle persone che più ci sono care. Dice: ma l'affetto non basta? I legami di sangue non bastano? No. I legami di sangue, i legami di affetto sono sempre a rischio di inquinamento egoistico. Spesso ci sono legami di carne e di affetto che sono tossici, imprigionano, impediscono all'altro di crescere, di diventare adulto, libero, responsabile, felice. Quanti legami tossici! Ecco che mettere Gesù al centro
Vuol dire evitare questa deriva dei legami tossici, che non fanno del bene a nessuno. Questo, secondo me, è il modo corretto di intendere le parole di Gesù. Seconda condizione. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. La prima interpretazione, ce ne sono tante, parte dal verbo greco utilizzato, che non è portare la propria croce, ma sollevare la propria croce. In questo senso, quando uno veniva condannato alla morte di croce, dopo la condanna doveva prendere sulle proprie spalle, quindi sollevare da terra il patibulum, che era l'asse orizzontale, e carico di questo patibulum andare sul luogo della crocifissione, dove già era fissato il palo verticale e poi veniva tirato su. Ecco, nel momento in cui il condannato a morte di croce veniva caricato del patibulum, dell'asta orizzontale, allora era dovere religioso dei presenti di insultarlo e malmenarlo, come è avvenuto a Gesù. E quindi una prima interpretazione è questa: chi vuole essere discepolo del Signore Gesù deve prepararsi alla derisione, all'emarginazione, alla persecuzione, financo alla morte. Ma poi ci sono anche altre interpretazioni. La croce come segno delle fatiche e delle ferite della vita. Non le vuole Dio, è la vita che le porta con sé, inesorabilmente. Fanno parte del nostro cammino terreno. Oppure per croce altri intendono le sofferenze che nascono dall'amore. Chi ama deve prepararsi a soffrire. Amore e sofferenza vanno di pari passo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. E poi c'è la terza condizione, forse la più dura da osservare. Dice: chiunque di voi non rinuncerà a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Anche qui vanno intese queste parole, non per edulcorarle, guai a noi se lo facciamo. Possedere beni non è male, non è un peccato. Gesù aveva tra i suoi amici persone assai ricche. Gesù e gli apostoli venivano accompagnati da un gruppo di donne che li servivano con i loro beni e gli apostoli avevano una cassa comune. Possedere beni è legittimo. Quando nasce il problema? Quando i beni da mezzo diventano fine e allora non siamo più noi a possedere i beni, ma sono i beni che possiedono noi. Quando uno si lascia possedere dai beni, pecca contro se stesso, contro Dio e contro gli altri. Pecca contro Dio perché ripone la sua fiducia nei beni, a cominciare dal denaro. Ma il denaro è un Dio che promette e non mantiene. Promette libertà, felicità, vita, ma chi si fa suo servo fa l'esperienza della infelicità, fa l'esperienza della morte, fa l'esperienza della schiavitù. Chi fa dei beni il fine della propria vita pecca contro se stesso perché si condanna ad uno stato di permanente inquietudine. A 2 vuole 4, a 4 e vuole 8.
8 a 8 e vuole 16 e non basta mai. Poi teme sempre di perdere da un momento all'altro tutto quello che con tanta fatica ha accumulato e vede negli altri sempre delle persone che vogliono rubargli le cose. E poi pecca contro se stesso, cioè si fa del male con le sue stesse mani perché finisce per smarrire la sua identità, finisce per convincersi: io sono quello che ho. Ma io valgo per il mio cuore, non per il mio conto in banca. Io sono un essere fatto per amare ed essere amato, questa è la mia identità. E poi pecca contro gli altri. Rapine, inganni, violenze, guerre hanno all'origine il Dio denaro. L'asservimento al Dio denaro è sotto gli occhi di tutti. Si possiede solo ciò che si dona, ciò che non si condivide non lo si possiede, ci possiede. Ne diventiamo schiavi. Il denaro è un buon servo ma un cattivo padrone. C'è una frase che amava ripetere Papa Francesco: il sudario, cioè l'abito con cui veniamo messi nella cassa, il sudario non ha tasche. Non ci porteremo dietro nulla, se non l'amore, che è l'unica cosa, è l'unica realtà che passa attraverso il filtro della morte. Ecco, chiediamo allo Spirito Santo che ci aiuti a prendere coscienza e a vivere queste condizioni della sequela che Gesù oggi ci ha indicato per essere Suoi discepoli e quindi per essere persone felici, perché questo Gesù desidera per noi, la felicità. Chiediamo allo Spirito Santo che ci aiuti a prendere coscienza e a vivere queste condizioni che Gesù ci ha indicato per essere Suoi discepoli e così essere felici nel tempo e in quel tempo senza tempo che noi chiamiamo eternità. Amen. Gesù sta andando verso Gerusalemme, dove affronterà il suo destino di passione, morte e poi risurrezione. E una grande folla lo sta seguendo. Perché lo segue? Perché pensa, era questa l'idea del Messia che avevano in testa, perché pensa che Gesù stia andando a Gerusalemme per conquistare il potere e allora vogliono essere presenti al momento della spartizione del bottino. Potere, denaro, privilegi. Gesù si rende conto che c'è un grosso equivoco in corso da cui occorre prendere rapido commiato. E allora indica 3 condizioni da praticare se si vuole essere Suoi discepoli. Sono 3 condizioni che potremmo dire sono promesse di libertà, promesse per la libertà. Soltanto se si è liberi si può seguire Gesù, soltanto se si fanno scelte di libertà e per la libertà si può seguire Gesù. E allora vediamole queste 3 condizioni, queste 3 scelte di libertà e per la libertà. Prima condizione:
Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Quindi dice, se i rapporti di sangue, se i rapporti di affetto, se la tua stessa vita sono un ostacolo a seguirmi, devi dare un taglio netto. Parole esigenti, che vanno però correttamente intese. Cosa vuol dire? Che Gesù pretende per sé un amore esclusivo ed escludente, io e nessun altro? No. Gesù vuole dirci semplicemente questo: soltanto se mi metterai al centro della tua vita, soltanto se vivrai in comunione con me, innanzitutto attraverso l'ascolto della mia parola, avrai luce e forza sufficienti per poter amare gli altri, per poter volere bene agli altri, per poter volere il bene degli altri, per poter volere quel bene che Dio vuole per loro, a cominciare da quegli altri che sono le persone a noi particolarmente care. Da soli non abbiamo questa luce e questa forza. Dice, ma i rapporti di sangue, i rapporti di affetto non bastano a scoprire e a realizzare il bene delle persone? No. No, perché sono sempre a rischio di inquinamento egoistico e soprattutto no, perché la nostra volontà è una volontà fragile, debole, sempre pronta a cedere. Ma la prima ragione è questa, che appunto i rapporti di sangue, i rapporti di affetto sono sempre a rischio di inquinamento egoistico. Quanti rapporti di affetto, quanti rapporti di sangue sono rapporti tossici, sono rapporti che imprigionano, sono rapporti che impediscono all'altro di crescere, di diventare libero, responsabile, felice. Quanti casi, soprattutto tra i giovani, ma non solo. Ecco il senso delle parole di Gesù. Seconda condizione: colui che non porta la propria croce, non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. In realtà il testo greco dice colui che non solleva la propria croce. Non è la stessa cosa. Come avveniva l'esecuzione, sentenza di condanna a morte per crocefissione, il condannato doveva prendere sulle proprie spalle, sollevandolo appunto da terra, l'asse orizzontale della croce e con questo carico andare verso il luogo della esecuzione, dove già in terra era conficcato il palo verticale. Quando sollevava il palo orizzontale per metterselo sulle spalle, era dovere religioso di tutti i presenti, parenti e amici compresi, insultarlo e malmenarlo. E così accade a Gesù. Quindi un primo significato è questo: se vuoi essere mio discepolo, devi essere pronto ad affrontare lo scherno, l'emarginazione, la derisione, la tortura, la morte, come accade a molti cristiani in molte parti del mondo. Ma anche qua non nella forma della tortura e della morte, ma nella forma della emarginazione, della derisione. Succede anche qua. Poi ci sono chiaramente altri significati. Per esempio, per alcuni questa croce è la sofferenza che sempre accompagna l'amore. Non c'è amore senza sofferenza. E chi ha un po' di anni sulle spalle sa che le cose stanno veramente così. E poi un'altra interpretazione dice che questa croce sono le ferite, le fatiche della vita, che se portate con Gesù diventano occasione di crescita, di conversione, di cambiamento di vita, in meglio.
E poi c'è la terza e ultima condizione, forse la più difficile, forse. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Attraverso i due raccontini Gesù dice: queste sono le tre condizioni, pensaci bene, se non te la senti lascia perdere, fai un'altra strada. Terza condizione, così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Che cosa vuol dire? Che non è legittimo possedere beni? No, possedere beni è legittimo, tant'è che Gesù tra i suoi amici aveva personaggi molto ricchi, tant'è che le donne che erano al seguito di Gesù e degli apostoli li servivano, dice il Nuovo Testamento, con i loro beni, tant'è che c'era una cassa comune degli apostoli. Quindi possedere beni è legittimo. Quando nasce il problema? Il problema nasce quando i beni da mezzo diventano il fine della nostra vita. Allora non siamo più noi a possedere i beni, ma sono i beni che possiedono noi. Chi si fa prendere da questa malattia, e sono in tanti, e siamo in tanti, pecca contro Dio, contro se stesso e contro gli altri. Pecca contro Dio perché ripone la sua fiducia nei beni di questo mondo, e in modo particolare nel denaro, che è un Dio ingannatore, promette e non mantiene, promette libertà, felicità, vita, ma a chi si fa suo servo fa l'esperienza della infelicità, della morte, della schiavitù. Pecca contro se stesso, cioè si fa del male con le sue stesse mani, intanto perché si condanna ad una sorta di permanente inquietudine. A 2 vuole 4, a 4 vuole 8, a 8 vuole 16, non basta mai. E poi vede negli altri sempre delle persone che vogliono rubargli le sue cose, e poi teme sempre di perdere da un momento all'altro quello che con tanta fatica ha accumulato. E poi pecca contro se stesso, cioè si fa del male con le sue stesse mani, perché finisce per smarrire la sua identità, finisce per convincersi: io sono quello che ho. Ma l'uomo non vale per i soldi che ha, per il suo conto in banca. L'uomo vale per quanto vale il suo cuore, per quanto vale il suo cuore. La mia identità è: io sono un essere fatto per amare ed essere amato, non io sono quello che ho. E soltanto prendendo coscienza e realizzando questa identità io sarò felice, non solo dopo, ma già qua sulla terra. Il discepolo di Gesù è una persona felice. È una persona che dice alcuni no per poter essere felice. Papa Francesco diceva che il sudario non ha tasche. Il sudario è ciò con cui veniamo vestiti quando lasciamo questo mondo. Non portiamo via niente, non portiamo via niente. La morte è un filtro che non lascia passare nulla all'infuori dell'amore ricevuto e dell'amore donato, all'infuori dell'amore ricevuto e dell'amore donato. E poi chi si fa prendere dalla malattia dell'avidità pecca contro gli altri. La brama di denaro è all'origine di inganni, furti, omicidi, violenze, è all'origine delle tante guerre che ci sono in questo momento in varie parti del mondo. È la brama di denaro. Ecco, cari fratelli e sorelle, chiediamo allo Spirito Santo che ci aiuti a riflettere su queste condizioni che Gesù ha posto per poterlo seguire. Ripeto, si tratta di scelte di libertà, di scelte per la libertà,
di scelte che sole consentono di essere felici. Che lo Spirito Santo ci aiuti a prendere coscienza di queste condizioni e a viverle nella nostra vita di ogni giorno. Ripeto, non per essere scontenti, ma per essere felici nel tempo e in quel tempo senza tempo che noi chiamiamo eternità. Amen. Ripercorriamo la pagina di Vangelo che è stata ora proclamata. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Per comprendere meglio queste parole, occorre riportarsi alla tradizione ebraica, che vedeva il matrimonio articolarsi in due fasi. C'era una prima fase, lo sposalizio, e i due erano già marito e moglie, quindi non promessa sposa di Giuseppe, era già sposa di Giuseppe, erano già marito e moglie. Quindi questa prima fase è chiamata sposalizio, in cui la donna continuava a vivere nella casa paterna. Poi c'era una seconda fase, decorso circa un anno, era la fase delle vere e proprie nozze, nel senso che la donna andava a vivere nella casa del marito, iniziava la vera e propria coabitazione. Durante questo anno, quando la donna viveva ancora nella casa di suo padre e non quindi con suo marito, era vietato avere rapporti sessuali, perché erano già marito e moglie, però separati. Non poteva avere rapporti sessuali con il marito, ma a maggior ragione con altri uomini. Ecco, in questa fase, in questo anno, quando Maria è ancora nella casa paterna e non è ancora andata ad abitare con Giuseppe, Maria si trova incinta per opera di Spirito Santo, per opera di Spirito Santo. Naturalmente, siccome era una cosa inaudita, anche Giuseppe non è che poteva facilmente prestare credito a questa cosa. E, secondo la legge di Mosè, lui avrebbe dovuto pubblicamente denunciare Maria per adulterio, perché era rimasta incinta non per opera di Giuseppe. E la conseguenza di questa pubblica denuncia per adulterio è che Maria avrebbe dovuto essere messa a morte per lapidazione sulla casa paterna, sulla porta della casa paterna. Quindi, se avesse rispettato Giuseppe la legge mosaica, doveva pubblicamente denunciarla. E invece, dice il Vangelo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Quindi viola la legge di Mosè e dà retta alla sua coscienza, il primato della coscienza. Il santo cardinale Newman diceva che la coscienza è il primo vicario di Cristo, è il primo vicario di Cristo. Quindi quando c'è un contrasto tra una norma e la propria coscienza ben formata, occorre seguire la propria coscienza.
In questo senso Giuseppe fu uomo giusto, perché diede primato alla sua coscienza, violando la legge di Mosè, ma dando il primato alla sua coscienza. Giusto in questo senso. Viene prima la persona e poi la legge. E questo comportamento di Giuseppe probabilmente è stato un esempio importante anche per il Signore Gesù, per il quale sempre la persona veniva prima della legge, veniva prima della legge. Deve aver imparato molte cose da Giuseppe Gesù. Intanto questo dare il primato alla propria coscienza. E poi quando chiama il Padre suo che è nei cieli Abba, e beh, se ci pensate bene, così lui chiamava suo papà, Giuseppe, Abba, papà. Poi compare l'angelo che gli manifesta la volontà di Dio, ma lui la decisione di non denunciare Maria e di ripudiarla in segreto la prende prima che l'angelo gli parli, seguendo appunto la sua coscienza. Mentre però stava considerando queste cose, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, eccetera, eccetera, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Lui non lo sapeva ancora però, lo sa adesso. La decisione di ripudiare in segreto e di non esporre alla lapidazione Maria la prende perché dà retta alla sua coscienza, attraverso la quale Dio parla. Poi certo, Dio gli parla anche attraverso l'angelo, ma viene dopo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Gesù significa Salvatore. In che senso Gesù è il nostro Salvatore? Da che cosa ci salva? Perché noi spesso usiamo le parole, ma così, se poi ci viene chiesto, ma da che cosa ci salva Gesù? In che senso ci salva Gesù? Beh, ci salva intanto perché ci rivela il vero volto di Dio. Dio è amore, Dio è misericordia. Oggi celebriamo Maria, Madre della Misericordia, Madre di Dio che è misericordia, che è amore. Oggi nasce Maria come colei che sarebbe diventata la Madre della Misericordia, la Madre di Dio che è misericordia, che è amore. Quindi Gesù ci salva innanzitutto rivelandoci il vero volto di Dio. Dio è amore, Dio è misericordia, Dio è perdono. Dio è un Padre che ci vuole bene, che vuole soltanto il nostro vero bene, che vuole soltanto la nostra felicità. E i comandamenti che ci dà sono in funzione di questo, non sono un peso posto sulle nostre fragili spalle da un padrone invidioso della nostra libertà e della nostra felicità, sono il dono di un Padre che ci ama e che attraverso i comandamenti ci indica la via della felicità. Chi osserva i comandamenti fa questa esperienza. E poi ci salva anche però in altri sensi, nel senso che Gesù ci aiuta a capire il senso ultimo, la verità profonda delle relazioni e delle esperienze che costituiscono il nostro quotidiano. Lo abbiamo ascoltato nel Vangelo di ieri, Chi ama il padre, la madre, il figlio, la figlia più di me, non è degno di me. Se vuoi essere mio discepolo, devi amare me più di. Ma che cosa vuol dire Gesù con queste parole? Vuol dire che pretende per sé un amore esclusivo ed escludente? Io solo e nessun altro? Ma certo che no. Gesù ci dice: mettimi al centro della tua vita, vivi in comunione con me innanzitutto attraverso l'ascolto della mia parola e avrai luce e forza per amare, voler bene, volere il bene che Dio vuole per l'altro.
da solo non sei capace, non hai la luce, non hai la forza. Dice, ma i rapporti di sangue, i rapporti di affetto non bastano? No, non bastano. Perché i rapporti di sangue e di affetto sono spesso a rischio di egoismo. Quanti rapporti di sangue e di affetto sono tossici? Impediscono cioè all'altro di crescere, di diventare adulto, responsabile, libero, felice. Quindi Gesù ci salva mostrandoci il vero volto di Dio. Gesù ci salva aiutandoci a scoprire e a vivere il senso profondo e la verità ultima delle relazioni e delle esperienze che costituiscono il nostro quotidiano. Gesù ci salva dandoci luce e forza per uscire da tutte quelle situazioni che rendono la nostra vita una vita infelice. Perché il peccato è questo, Sono tutti quei comportamenti con cui ci facciamo del male con le nostre stesse mani, illudendoci di trovare libertà, felicità, vita. Poi restiamo disillusi e la misericordia è proprio questa, È un'azione terapeutica che comincia riconoscendo il male presente nella propria vita, alla luce della parola di Dio, nella consapevolezza però che da questo male, con la luce e la forza che ci vengono dal Signore, possiamo uscire sempre, in qualunque momento della nostra vita. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e a lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi. Gesù è il Dio con noi. Gesù ci rivela un Dio che è con noi sempre. Prima di salire al Padre suo, che cosa dice? Io sarò con voi ogni giorno, fino alla fine del mondo. Ogni giorno, con voi, fino alla fine del mondo. Dove lo possiamo incontrare Gesù oggi, che non è più fisicamente presente in mezzo a noi? I luoghi dell'incontro ce li ha indicati Lui stesso. Intanto la sua parola, chi ascolta le mie parole e le mette in pratica, rimane in me e io in Lui. I sacramenti, penso in modo particolare all'Eucaristia, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, rimane in me e io in Lui. Lo possiamo incontrare nella comunità dei discepoli, dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E poi lo possiamo incontrare negli ultimi, nei poveri, negli scartati, nelle persone marginali. Qualunque cosa avrete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avrete fatto a me. Ecco i luoghi in cui oggi possiamo fare esperienza della compagnia del Signore Gesù, che salva la nostra vita. Chiediamo alla Vergine Maria, Madre della Misericordia, di accompagnarci in questi luoghi dell'incontro con il Signore Gesù, per essere felici nel tempo, durante il nostro pellegrinaggio terreno, e felici in quel tempo senza tempo, che noi chiamiamo eternità. Amen. Diciamo qualche parola sul Vangelo che abbiamo ascoltato. Avete sentito che Giuseppe e Maria sono sposi, marito, moglie, e Maria si trova incinta, aspetta un bambino, ma non per opera di Giuseppe. Noi sappiamo che quel bambino è opera di Spirito Santo, lo sappiamo noi, ma Giuseppe secondo voi lo sapeva? No. E allora che cosa avrà pensato Giuseppe? Se non sapeva che era opera di Spirito Santo, che cosa può aver pensato? Che era di un altro uomo, e cioè che Maria l'aveva tradito. Ora, la legge che vigeva in quel tempo
prevedeva che cosa? Prevedeva che Giuseppe denunciasse pubblicamente Maria per adulterio. E questo che cosa aveva come conseguenza? Che Maria doveva essere messa a morte per lapidazione. Voi sapete cosa vuol dire lapidare? Bravissimo. Vuol dire che una persona muore perché gli lanciano le pietre. Questa era la pena prevista per le donne adultere, non per gli uomini. Però Giuseppe cosa fa? Trasgredisce la legge, non la osserva e decide di ripudiare Maria in segreto, cioè di non considerarla più sua moglie senza però denunciarla, perché lui continuava ad amare Maria. Quindi c'è una norma, ma Giuseppe segue la sua coscienza. Ecco perché dice il Vangelo è un uomo giusto, perché segue la voce della sua coscienza. Ma la coscienza deve essere una coscienza ben formata, e un modo che abbiamo per formare la nostra coscienza è quello di andare a catechismo. Quando riprende il catechismo? Chi ha già fatto catechismo l'anno scorso? Erano abbastanza Eravate abbastanza fedeli nell'andare a catechismo o abbastanza? Le catechiste chi sono? Ci sono? No? Abbastanza fedeli? Anche alla messa domenicale? Un po' meno? Come dappertutto. Quindi un modo che abbiamo per formare la nostra coscienza è quello di andare al catechismo, quindi dal momento in cui riprenderà il catechismo, per il vostro bene, per la vostra felicità, siete invitati ad andare al catechismo. Non solo per ricevere poi la prima comunione, la cresima, sì, anche per quello, ma innanzitutto per formare la vostra coscienza ed essere persone felici. Questo è lo scopo del catechismo. Primo pensiero. Secondo pensiero, il Vangelo dice che Gesù è il nostro Salvatore. Ora, da che cosa ci salva Gesù? Perché se il Salvatore vuol dire che ci salva da qualcosa, se no che il Salvatore è. Noi spesso usiamo questa espressione, Gesù è il nostro Salvatore. Poi si inizia a chiedere, anche agli adulti, da che cosa Gesù ci salva? Restano lì, non sanno rispondere. Poi lo chiediamo anche al parroco. No, non devi subito rispondere. Secondo voi, da che cosa ci salva Gesù? Qui non si danno voti, promossi, niente, non si sono giudicati, niente. Secondo voi, da che cosa ci salva Gesù? Hai sentito prima? Bravo. Dalla morte. Da noi stessi e dalla morte. Mamma mia, Non so quanti adulti avrebbero risposto allo stesso modo. Bene. Ci salva da noi stessi, ci salva dalla morte. Ci salva da noi stessi, cioè ci salva dal nostro egoismo. Ogni peccato, se ci pensate bene, è una forma di egoismo. Ad esempio, è una forma di egoismo quello di tenere tutto per sé. L'opposto del tenere tutto per sé qual è? Dare agli altri, condividere.
Una forma di egoismo è la vendetta. Qualcuno mi ha fatto del male e io giuro di vendicarmi, farò tutto il possibile per vendicarmi. L'opposto della vendetta che cos'è? Il perdono. Sono preparati. Un'altra forma di egoismo è dominare nella vita degli altri. Devi fare quello che voglio io, se no, l'opposto del dominare gli altri che cos'è? Lasciarli liberi, che non vuol dire disinteressarsi. Gesù, quando sale al cielo, ci lascia, ma non ci abbandona. E potremmo continuare a lungo. Quindi Gesù ci salva da noi stessi, cioè dal nostro egoismo, e ci salva dalla morte. Nel senso che cosa ci ha promesso Gesù? Quando lasceremo questo mondo, finirà tutto? Cadremo nel nulla? Andremo in un altro mondo. Gesù ci ha promesso, lo ha fatto tante volte, e Gesù è Dio, e quindi quando Dio promette, Dio mantiene, anche se a volte noi facciamo fatica a crederci, però Dio è così, quando promette mantiene. Gesù ci ha promesso tante volte che la morte non è la fine di tutto, che con la morte entreremo nella vita senza tramonto, entreremo nella comunione con Dio, con la Vergine Maria, con i santi, con le persone che ci hanno preceduto nel cammino della vita. Ecco, Gesù ci salva da queste cose, da noi stessi, dal nostro egoismo, e ci salva dalla morte. E poi ci salva anche in un altro senso, questo magari è più difficile da dire, e cioè rivelandoci qual è il vero volto di Dio. Dio è un Padre che ci ama. I comandamenti che Dio ci dà non sono un peso posto sulle nostre spalle da un padrone invidioso della nostra libertà e della nostra felicità. Sono le indicazioni di un cammino solo percorrendo il quale saremo veramente felici. Ecco, Dio ci salva in questi tre modi. E infine, avete sentito, e lo ha promesso Gesù prima di salire al cielo, io sarò con voi ogni giorno fino alla fine del mondo. Lui è il Dio con noi, è sempre con noi, ogni giorno. Ci ha lasciati ma non ci ha abbandonati, è con noi sempre. Ora, dove possiamo incontrare oggi Gesù che non è più fisicamente presente in mezzo a noi? Ci sono dei luoghi in cui possiamo incontrarlo? Cominciamo. In chiesa. Riesce a dire qualcosa? È verissimo. Nella preghiera. Quindi la preghiera è innanzitutto ascolto della parola di Gesù. Quindi la sua parola diventa un luogo in cui noi possiamo incontrarlo. Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica rimane in me e io in lui, dice Gesù. Poi, nella messa, dopo aver ascoltato la sua parola, che cosa succede? Chi ha fatto la prima comunione? Quindi nella messa non solo ascoltiamo Gesù che ci parla, ma esatto, lo mangiamo. Gesù ci dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Un terzo luogo è legato alla Chiesa, alla comunità, dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro.
E poi c'è un quarto luogo in cui possiamo incontrarlo, che sono i poveri. Qualunque cosa avrete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avrete fatto a me. Quindi chiediamo oggi a Maria di aiutarci a frequentare questi luoghi in cui oggi possiamo incontrare Gesù, la sua parola, l'Eucaristia, la comunità, i poveri. E faremo esperienza della compagnia di Gesù che ci salva da noi stessi, che ci salva dalla morte, che ci salva rivelandoci il vero volto di Dio. E impegniamoci a formare una buona coscienza, perché la persona viene prima della norma. Questo ha insegnato Giuseppe a Gesù e Gesù l'ha praticato tutta la vita. Prima la persona, poi la legge, dopo la legge, ma prima viene la persona. Buon cammino.